Buonasera, Pronto, chi è? Chi è? da Napoli con amore. Allora, ragazzi, è lui, è lui. Lo vuoi dire tu o lo dico io? Allora, io chiamo da Napoli, oggi ha fatto una giornata di sole bello, però ricordatevi che è fornuta la sezzonella. È fernuta sezzone. È fernuta sezzone. E chi è? E chi sei? In arte è Mimmo Taurino. Mimmo Taurino, voglio un applauso a Mimmo Taurino, un grande, grande artista. Ecco l'artista svelato, il mio amico grande Mimmo Taurino. Ma la cosa strana, sai qual è, Mimmo? Che io oggi io e te siamo amici. E chi soccredeva che io e te diventavamo amici? Cioè, io ti guardavo, andavo alla televisione e dici, io ero piccirillo, no? Guardavo a te che cantavi, "Taccia parlare, sto silenzio fa male", cioè tutta questa roba là, no? Queste canzoni che hanno fatto la storia. E io dicevo, ma che, cioè, mai a pensare che un giorno arrivavo a fare questo con te, cioè, hai capito? Cioè, Tu sai una cosa, che io quando arrivai a Cantiamoci Su avevo già 25 anni di nome, di carriera, popolarità. esatto, Io esatto, esatto. Modena salivo già a Modena salivo già nel 77, 78, 79, quando si facevano matrimoni, battesimi, cresima, comunione. Io ero proprio uno standard di Modena, Reggio Emilia, Capri. Poi gli anni passano e è cambiato il linguaggio degli atteggiamenti di organizzatori inventati, gente che dovrebbero stare al loro posto perché non sanno che cos'è la cultura degli artisti veri e propri. Oggi c'è una confusione di bellezza e questa è la cosa, la bellezza, i modelli, Eh, il frescone, non c'è più l'arte. io non L'arte, so friscone, Mimmo, non so friscone, io, mi no, no, dispiace. volevo dire l'arte, la voce è importante, i talenti, i contratti. Oggi si inventano produttori, si inventano artisti, allora c'è una crisi che dice si salvi chi può, è crisi generale e fondazione. Lo abbiamo fatto tutti e tre. A parte tutti i successi vecchi, insomma, Era Destina, Amore tant'anni fa, t'ha già parlato, tutte queste bellissime canzoni. Sì, sì, no, ma ce ne sono tante. E chi deve di più a me di Qua tutti i film? non si contano le canzoni. Paura per i figli, amore tant'anni fa, Cincina, amore ardente, Destina, Fede, ma ce ne sono tantissime, tantissime. Che poi A ancora signori oggi sono Nerone, richieste queste canzoni, cioè, ma proprio e come? tantissimo, A tantissimo. 18 anni ho tempo in un caffè, amore via satellite. Sì, sì. Comunque a me quelle che piacciono molto sono le vecchie, quelle tipo da già parlà, la signora in nero. Si No, tu sei che passati a me. brava, la signora in nero. Bella, Perché bella. c'è la signora in nero 1, la signora in nero 2, Mo facciamo pure la e 3, c'è, diciamo, dai. mo c'è il nuovo CD che abbiamo sospeso provvisoriamente perché noi non sappiamo come si mette questa situazione. Le difficoltà ne sono tante, ma per questi giovani, per questi qua che hanno fatto palinsesto, cover, e questi qua che volevano fare un programma un po' particolare, penso sono stati un po' spiazzati perché non c'è rientro, le casse non rientrano niente, allora il problema ci sta. Mentre gli artisti della vecchia guardia che qualcuno ha lavorato, si è messo su qualche casa l'ha comprata, Eh, qualche futuro l'ha visto, eh. è diverso, c'è rientro qualcuno che ha saputo fare, ma molti che non hanno un'attività e un posto, è molto difficile e dura, attenzione. Lo so, c'è poco da scherzare in coppa a questo argomento qua, eh. No, ma Ehm, qua per esempio la mattina pure cantaniere canta, o bianchiere. è vero anche questo, è vero anche Poi la questo. ragazza di oggi, il pubblico mio di Modena, è quel pubblico che guardava lo spettacolo, il cantante, il talento. Oggi vanno un friscone bello e basta, o canta o non canta. Guardano molto la bellezza e poco che sta qua, eh. I modelli, un friscone, tutte queste qua, e se tu dici chi non sa cantare, dice, e quindi là è un fatto, attenzione, una parola che dico da anni, si è confuso il sesso con la canzone napoletana. Questo è il Senti, discorso. ci sono degli elementi che cantano dalla mattina alla sera sui telefonini, ma c'è una rabbia e una vergogna di dire, ma voi quando li chiamate a questi che di dire, togliti da mezzo. Sì, 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 sì. Purtroppo c'è questo, oggi L'ignoranza, c'è questo. l'ignoranza,
Cosa che tanti anni fa, ai tempi tuoi, diciamo ai vecchi tempi, ai tempi belli, una volta, non esisteva. Cioè, si sapeva cantare, cantava, se non sapeva cantare non cantava proprio. Mimmo, sai che cosa sono andato a guardare oggi? Che Sì, c'è un video tuo con il grande re della canzone napoletana, il Merola, maestro Mario Merlo. Merola. Ma, Sì. ma quel video là, io perché non volevo capire che anno era. Tu ti ricordi che anno Mille- era? ecco, era 1995-96 il boom di Cantiamoci su. Con Mario poi, con Mario siamo stati a casa. Tu non so se hai seguito su Facebook i filmati che io ho messo che quando lui cantava con me, con Sel, con Ferrucci Qualcosa l'ho e con visto. Gianni Valentini in terrazza il giorno di Santa Rosa. Abbiamo cantato tutti quanti di Cantiamoci su a casa sua. Wow, che bella, mamma mia. Non sai quanto mi ha fatto piacere la tua chiamata, perché No, io veramente... bacio a tutti quanti, ai miei meridionali, ai miei parenti, a tutta la famiglia Borrell, Taurino, Mori, Scogliamici, tutti i miei parenti, i miei nipoti, tutti. Va benissimo, Tutti mi i associo. meridionali, tutta la Calabria, Caserta, i Pagani, Benevento, Salerno, tutti i quartieri Ah, popolari che poi abitano da Mimmo, noi. quando ti trovi di passaggio di qua, lo sai, non Sì. ci serve che te lo devo dire. Sei ospite nella mia trasmissione qua. Va bene, caro. Vabbè, Mimmo, Un bacio. un bacio a te, grazie mille. Un Dacci bacio e una buona serata, in bocca al lupo a tutti quanti voi ragazzi. crepi. Ciao Un Mimmo bacio. Dauri, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao. Pronto? Buonasera, anche Napoli ti segue. Oh, ce l'abbiamo fatta, il grande Antonio Tajano. Come stai, Lello? Buonasera a te e a tutte le persone che ti guardano. Noto con piacere che ti seguono da tutta l'Italia. Sì, diciamo che abbiamo sono contento perché c'è un bel seguito, dai, c'è un bel seguito. Comunque, come ti vedo? Ti vedo con pochi panzil. Antonio mio, è l'età. È l'età, E non Antonio. è l'età, è un lockdown. Antonio, e come ci fa? Che lei c'è rimasta solo un manciacca. Vabbè, Come diceva il ma- tuo amico, il tuo grande amico Mario Merola, è bello un magnà. certo, è bello un magnà. È bello un magnà, è vero, però fa anche male un magnà. Adesso vedremo di fare qualcosa. Pensa che Mario doveva cantare una canzone che non è mai uscita e faceva senza olio e senza sala, così sa da mangià si scende a può campare. E poi non è mai uscita questa canzone perché non Non ce è l'ha mai fatta uscita questa canzone. No, 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 no. Allora, Antonio, noi ricordiamo per chi, ma penso che lo sanno tutti chi sei, però io lo voglio ricordare, insomma. Antonio è Ma un grande... parliamo di te. Ma poi dopo parliamo di me. Allora, Antonio Tajano, io lo stimo molto perché, infatti, se è qua stasera c'è un motivo. Tutte le persone che io contatto, insomma, per avere il piacere della loro telefonata è perché fanno parte di questo cuore. Stavo dicendo che ti stimo tantissimo e sono cresciuto anche con le tue canzoni, quindi non posso... Mi fai sentire vecchio, ma così. Vabbè, sei qualche anno, sei, penso, una decina d'anni più di me, quindi... Non lo so, quanti anni hai tu? Allora, io a luglio 42. 42, dunque io ne ho pensi 11 in più a te, ne ho 53. Quindi ci sta, dai, ci sta. Siamo... Poi abbiamo una cosa in comune io e te, Tipo? i capilli. Capillo proprio. Che fai, mo sfrutto pure, mo. Fa tenda. Ma adesso è una moda portare i capelli rasati, adesso è una moda. Mi hanno abbandonato l'impressa, mi hanno abbandonato. No, vabbè dai, oggi è moderno avere i capelli Anche se sinceramente con i capelli non mi ci rivedrei proprio, ti dico la verità, quello che sei. Dicevo che tu sei un artista, uno dei pochi artisti completi perché sei riuscito anche a diventare attore e attore teatrale pure. Hai fatto delle No, sai, belle cose. la storia nasce molto tempo fa, è molto antica la storia di Antonio Tajano. Lo so. Io non nasco cantante, io nasco attore Lo so. di teatro, poi divento cantante. Nel 78, se mi sbaglio, 78 ho fatto la prima commedia che era Io lo Salvatore di Mario Merola, poi ho fatto Presepio di Mario Trevi, eccetera, eccetera. Ero bambino e venivo
venivo usato per fare il bambino nelle sceneggiate. Poi da grande ho fatto, diciamo, il cantante per molti anni, quasi 30 anni, poi sono ritornato al primo amore, che è il teatro, è quello che mi affascina di più, quello che mi appaga di più. Ecco perché forse qualcuno si chiede: ma Antonio Tajano si è un po' allontanato? No, non mi sono allontanato, perché fa parte sempre dello spettacolo, però mi sono dedicato un po' di più al teatro, perché è una mia passione, il mio habitat quasi naturale. Lello, io ti ammiro perché tu sei una bravissima persona e poi canti anche bene, tra le altre cose. Però una cosa è certa, io i ricordi che ho sparsi per il mondo, anche in America per esempio, io ero uno che ogni 2 anni facevo la tournée in America, e adesso sono 6 anni che manco dagli Sei Stati stato anche con Merola lì a fare il video, a Sì, girare vabbè, il ma video. anche I figli di Napoli. in Germania, in Belgio, in Svizzera, dappertutto, in Spagna, siamo stati dappertutto. Adesso è un po' di anni che non ci andiamo, perché realmente la crisi si è fatta sentire, la categoria degli artisti. Sono cambiate le cose, Andò, sono cambiate molto ma le sai cose. che l'artista non è obbligatorio, l'artista è un lusso. L'artista è come quando tu entri a comprarti le sigarette dal tabacchino: se c'hai i soldi tu fumi, se non c'hai i soldi non puoi fumare. Certo, tu puoi muovere dei soldi, chiami l'artista a cantare, se non puoi l'artista lavora di meno. Sì. Comunque io non voglio rubarti molto tempo, io voglio dirti che sei bravo e ti volevo ringraziare perché dietro hai messo lo sfondo di Napoli. Era il minimo. Era il Certo, sei era una il minimo. persona che ami Napoli. Tu di dove sei originario? Io sono beneventano, se ti ricordi, sono di Benevento città. Benevento città. Benevento. È qui vicino, la Campania. E dunque Infatti ho scritto una bella canzone, che dopo sicuramente la vedrai. Ti ascolterò. Cara città, bella. Città. Poi dopo vedrai tutte, insomma, le parti Dunque belle. io ti ammiro perché tu tratti la canzone melodica napoletana, hai sempre difeso Napoli a spada tratta, e poi sei stato sempre umile, hai sempre detto che io non ho nessuna pretesa, sto qua. Sì, non c'è nessuna pretesa davvero. Cioè, io sto qua, a chi piace, a chi non piace, poi si fatica, non si fatica. Non ti preoccupare che si passa tutta cosa. Facciamo un evento io e te. Sarà un piacere. Ma fanno duetti e te in coppa live. Ma se non lo facciamo su TikTok. Ma quale TikTok? Ci ha bruciato il cervello su TikTok. Ma sai, io sono molto socievole ma poco social, ci pensano loro. Antonio, ti do un grosso abbraccio. Grazie anche a te, un abbraccio a tutti. Spero di rivederci presto, ok? Quando vuoi, un abbraccio a tutti. Appena vengo a Napoli ti vengo a trovare. Un abbraccio forte, un bacione. Grazie, ciao. Grazie di tutto, ciao. E ringraziamo Antonio Tajano. Un grazie ad Antonio Tajano. Pronto, buonasera. Buonasera, parlo col maestro Franco Moreno. Ciao, sì, sono Franco Moreno. Buonasera Franco, buonasera. Buonasera Allora, a te e a tutti i maggiori collaboratori del programma che voi fate. Sì, cerchiamo insomma di tenere sempre in vita la canzone napoletana anche le al belle nord. cose che fate per la musica napoletana. Sì. Come dicevo, cerchiamo di tenerla sempre in vita anche se stiamo al nord. Tu lo sai che, Lo so. che non è la stessa cosa, Non è la stessa Ma i cosa. napoletani stanno un poco in giro nel mondo. Sì. E poi la passione è la passione che ci dà questa forza. L'amore innanzitutto. L'amore e la passione per la canzone. Allora Franco, Dimmi tutto. dicevo, questa sera abbiamo l'onore di sentire la tua voce a telefono. Io ti ringrazio. Grazie a te. Volevo insomma fare 2 chiacchiere. Vedi come si chiama il programma? 2 chiacchiere e una canzone. 2 chiacchiere e una canzone. E oggi ci stanno più chiacchiere che canzoni. Bravo. Beh, diciamo che tu fai parte della vecchia guardia, cosa che oggi giustamente vabbè, ma diamo spazio e tempo anche ai giovani. Certamente. Importante è sempre mantenere la canzone intatta. Tu non so se ho reso l'idea, intatta nel senso che non bisogna tanto variare le melodie per forza, insomma, per forza maggiore. Bisogna sempre mantenere quella melodia di un tempo, secondo me. Io la penso così,
Senti, purtroppo la vita, la musica, i tempi cambiano, però se ti vuoi mangiare un buon ragù devi venire a Napoli, se ti vuoi mangiare un bello babà devi venire a Napoli. Esatto. Lo puoi trovare pure al nord, un babà, un ragù, però non è quello che facciamo noi. Non è la stessa cosa. Chiaramente la cultura musicale non va mai cambiata, con un piccolo ritocco, con qualche rinfrescamento, voglio dire. Sì, Però la melodia è napoletana, il canto melodioso è nato a Napoli, per Certo. cui qualche piccolo ritocco si può fare, ma se piace alla gente, Però senza strafare, quello dicevo io, senza... vabbè, fin quando la gente accetta, io non faccio mai colpa a chi propone, io do colpa a chi accetta certe cose. Esatto, hai detto la parola Perché giusta. se io faccio un suono mio rock e alla gente piace, vuol dire che ho fatto bene, ma se faccio un suono mio rock e alla gente non piace, vuol dire che ho fatto male. Esatto. Io dico sempre una cosa importante, no? A volte si parla dei giovani, di quelli bravi, meno bravi, ci stanno delle polemiche in giro. Io dico, noi stiamo nel 2021, esiste uno strumento che si chiama telecomando. Se io vedo un cantante che non mi piace, io lo oscuro, giro canale, Zapping. non me lo sento. E mi va a avere un bel cartone animato, no? Esatto. Ma se questo cantante fa audience e fa successo, E tira, vuol dire che la gente ha detto sì, non mi fa niente. Sì, sono d'accordissimo, su questo sono È d'accordissimo, sì. È così. Vabbè, magari cambiano le generazioni e tutto quanto. Vabbè, ma questo è un discorso molto particolare. Vabbè, le generazioni purtroppo cambiano perché, vedi, una volta per amore si moriva, adesso quando una coppia si lascia, mi pare che hanno fatto il 5+1. Capito? È vero. Una volta si diceva mi sono messo a fare l'amore in casa, invece adesso si dice mi sono messo a fare sesso in casa, perché la parola amore secondo me è scomparsa proprio dalla letteratura italiana. Non è quella di una volta. Assolutamente. Ascolta Ma in Franco, tutto e per tutto. ascolta una cosa, adesso veniamo a te. Prego. Io Prego. guardavo un'occhiata al tuo curriculum musicale, no? Sì. Ma tu fai paura, cioè tu praticamente c'hai una discografia che fa paura. Cioè io non me ne ero mai accorto sinceramente che avessi tutti quei dischi fatti. Cioè dal 1980. Io canto dal 1980 e totalmente in tutti i dischi che ho fatto, che ne sono 47, Appunto, sto dicendo io che fa ho paura. venduto totale, in tutti i dischi che ho fatto ho venduto 4 milioni e mezzo di copie. Mamma mia. Per cui l'ultimo che è stata una bomba grossa è stata Bella Stella. Ah, che quella, ha venduto allora, 100. Bella Stella per me, allora tu hai fatto una marea di canzoni bellissime, cioè Sì. non riesco a dire qual è la più bella, però Bella Stella, nel mio repertorio c'ha da stare sempre Bella Stella, non lo so perché, Non per niente l'ho chiamato Bella Stella. ma è stupenda quella canzone là, stupenda. Vabbè, ci stanno pure altre canzoni belle, Addio se avessimo parlato, Esatto. Quasi per gioco. Fai amore con Ma uomo basta. sfusato. Sono 49 CD. Poi ho visto che all'inizio, insomma, della tua carriera hai fatto anche, diciamo, partecipazioni teatrali, sì, non erro, Sì, ho fatto sceneggiate, ho partecipato 4-5 volte su Rai 1 al Festival Napoli prima e dopo, Sì. e ho fatto delle trasmissioni su Rai 2 e poi man mano i tempi cambiano purtroppo. E poi hai fatto quella con tuo fratello, il grande Trevi. Mario Trevi, un frate grande, appunto Mario. Abbiamo fatto Il Capitano e il Marinaio, che era un disco totalmente 8 canzoni, 6 cantate a coppia e 2 singoli. Sì. Pure quello lì è stato pure un bel CD, quello fatto a coppia, bellissimo. Sì. Bello, mi è piaciuto, la verità. E pure io ho fatto un disco nel 2020, sarebbe l'anno scorso, che è iniziato bene, però purtroppo è uscito a gennaio e subito dopo è venuta la pandemia e si è bloccato tutto. Però era un disco degli anni 2020. Sì. Purtroppo la pandemia ci ha massacrato un po' a tutti, insomma, sta cosa qua. Diciamo che la pandemia ha bloccato un po' tutti e tutto.
Ma ci rifaremo però, ci rifaremo. La speranza è l'ultimo a morire, come si dice, Perché no? noi siamo alberi che ci pieghiamo al vento. Gli alberi che non si piegano si spezzano. Lo so. Eh. E va bene, Franco, allora mi ha fatto piacere tanto la tua chiamata. Vedi, dietro sta girando il tuo video, vedi? Sì, io ti ringrazio e ringrazio tutti voi per quello che fate per la musica napoletana. Mando un bacio a tutti gli emigrati che stanno in giro nel mondo, quelli che stanno al nord Italia e quelli che stanno all'estero. E un bacio a tutti, a tutte le persone del nord, del sud, del centro. Un bacio a tutti e che Dio ci possa benedire a tutti. Beh, io mi associo alle tue, insomma, parole. E cerchiamo di volerci più bene, di rispettarci di più. Sì. E niente. E Poi fare meno cattiveri più che altro, insomma. Vabbè, purtroppo l'essere umano è abituato a fare queste cose. Cerchiamo di contenerci un pochettino. Ok, Franco. Senti, Franco, tu te la senti di fare un pezzettino di Nufrata Grande? Proprio a vola così, a telefono, come stiamo? Mi ricordo quando ero un guaglione, mi scetavo ogni mattina cuciato, incantato rimaneva a sentire e cercava di poter t'assomigliare. Ma dovresti cantare tu però. È cresciuto insieme a te che sta passione si venuta proprio tale quale a me. Pure a me mi capitava che si emoziona proprio quando era guaglione come a te. Bravissimo, allora può fare un TikTok con me, A proposito di TikTok, ma tu stai facendo a scipazza tutto quanto con su TikTok, Franco? Sì, difatti sono stato contattato proprio da TikTok per le visualizzazioni, perché totalmente in tutte le visualizzazioni siamo arrivati a 2 milioni di visualizzazioni. E ci stai anche da poco, Ma io non sono molto sociale, non è che mi metto sui social. Mi diverto ogni tanto, sai, sono un po' volubile, mentre che amo i social non li amo più. Ti stancano, più che altro stancano, hai capito? Vabbè, ma diciamo che le cose belle devono essere sempre desiderate. Ma sta gente che sta da mattina a sera in coppa a quello che TikTok, cioè esagerato. Se viene con i candelli, niente da fare, invece devo cucinare. Comunque mi piace quando ti metti con quella boccettina di profumo a mano, che cos'è quella cosa che uso come microfono? È un microfono che è un profumo. L'ho capito che è un profumo. Sì. Cioè, mi fai morire con quelle cose. Perché è live, capito? Perché per cantare bene non ci vuole tanta strumentazione. Esatto. E capito? Non ci vuole 40.000 watt. No. Comunque, no. Franco, il prossimo TikTok che fai faccio un duetto con te, va bene? Bravissimo. Dimmi qual è che vuoi fare. Facci quello che vuoi tu, pure uno frate grande. No, qualche canzone, ma devi scegliere tu e io te la mando. Sì. Ok. Una che possiamo duettare tranquillamente, capito? A posto. Franco, mi ha fatto molto piacere il tuo intervento telefonico. Allora, io mando un bacio a te, alla tua emittente, ai tuoi collaboratori, ai proprietari, ai radioascoltatori e dico sempre che amate la musica napoletana, ovunque, chiunque cantante sia, l'importante è che buona musica e bella musica. Sì, sono d'accordo. Va benissimo, Franco. Buonanotte a tutti. Ciao Franco, grazie di tutto. Ciao, grazie. Paesano, un bacio a tutti i paesani. Salutami Napoli. Ti servo, ciao. Ciao Franco. Ciao. Allora, ed era Franco Moreno, un grande artista, è la storia di Napoli, Franco. Cioè, un galantuomo, una persona umilissima. E io ribadisco questa cosa qua perché dietro all'artista, quello che ognuno di noi è l'artista, ci deve essere la persona, insomma, corretta e tutto quanto. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera Lello, come stai? Tutto bene, chi sei? Sono Calone, Franco Calone. Il mio amico Franco Calone. Franco Calone, alla fine ce l'ha fatta Franco, vedete? Ce l'ha fatta il maestro Franco Calone a chiamarmi. Io non sono tanto pratico sui social purtroppo. I miei figli sì, io purtroppo no. Ma lo sai che forse è la meglio cosa, Franco? È la meglio cosa.
a non essere troppo social. Bravo, io mi tengo un poco, sono più caratteristiche, più diciamo Se come si dice, alla vecchia maniera. la vecchia maniera, sì, però purtroppo i social sono importanti, Nello, purtroppo. Franco, stasera ci oggi stanno sono guardando un importanti. sacco di persone, eh. Io sono tutta la fascia d'ascolto dell'Emilia Romagna particolarmente, Certo. Poi dopo Tu stai a vedremo un Modena, attimino di stai? organizzare qualcosa anche assieme di qua, eh. Sì, stai a Modena. A Modena. Poi ci abbiamo anche delle cose a maggio da fare io e te insieme, a Benevento però. Speriamo che si aprano qua, speriamo che si aprano, mannaggia. Io Eh, non sto qua non si sta lavorando, Lello. ma Vabbè, neanche comunque, qua, veniamo a Franco, noi. neanche qua. Veniamo a noi, a te hai cantato, tu sei una cosa grande, t'ho sentito per così. Ah. Franco, io ho ricordato la prima mia puntata, come è nata la mia passione, la mia cosa. Con le mie canzoni. Con le tue canzoni accantiamoci su. Wow, 1996. E mi piace, un film d'amore, cioè sono canzoni che Non tramontano mai. non no? tramontano mai. Nel repertorio mio. E anche nel mio repertorio non mancano mai, perché tu Aria lo sai che io pulita, canto un sempre bene le tue caro canzoni. Io volevo salutare tutta la fascia d'ascolto. Sì, io mi associo anche io, mi associo. Qua ci stanno... Ricordo per marzo uscirà un nuovo disco, dopo 2 anni. Ah, Un bel disco che sto facendo con il maestro Scambati, Alessandro, che è bravissimo. come si chiama Che lo questo devo disco? presentare. Come si chiama Devo questo disco? presentare. Il disco si chiama c'è un titolo particolare, Il mio canto non ha età. Il mio canto non ha età. Ti piace come titolo? Una mia idea. Sì, il mio canto non ha età, cioè, a parte che cioè, è inutile dirlo, il tuo canto, il tuo genere è quello Non è che da amo, dire è che- quello che amo anche io, quindi ci assomigliamo perché ovviamente sei il mio maestro senza offesa a nessuno. Non è età dai 18 ai 70 anni. Insomma, il mio canto è sempre cerco sempre di soddisfare il mio pubblico. Di prendere la l'amore, fascia insomma più... L'amore. mi sta- Magari poi ci incontriamo, che la tua spero che ci aprono, magari vengo anche a Modena. Sì, Fare ma spero bisogna che ci essere, aprono, spero. Franco, bisogna essere un po' ottimisti, perché sennò... Speriamo. Io voglio salutare anche l'emittente che sta Quanti vuoi Emilia? un bacio da parte mia, a tutta la fascia d'ascolto, a tutti gli ascoltatori, e vogliate bene Lello, perché Lello è un ragazzo che si fa vedere bene e canta bene prima di ogni cosa. Poi dopo Canta bene, passiamo canta anche il nostro duetto, che ogni tanto lo passo, due compagni lontani. Passo, magari mi fa piacere questa cosa, che magari vengo a Modena e che la conoscono, questo è importante, capito? Certo, cioè, è molto richiesta questa canzone, lo sai, E Franco? questo è l'importante. Mi fa piacere questa cosa. Sì. Leo, niente, io ti saluto, ti auguro una buona trasmissione e vogliamoci bene e fatti sentire. Mi ha fatto piacere sentire la tua voce, Franco. E al più presto magari ci possiamo abbracciare e possiamo dare tutto che abbiamo nell'anima. L'amore e il canto. Certo. Bene? Un bacio a te e a tutta la tua famiglia e a tutta l'emittente libera. Grazie per la telefonata, Franco. Una buona serata. Un bacio. Un bacio anche a te. Stammi bene, un bacio. Ciao Franco. Ed era Franco Calone, un grande artista, cioè praticamente colui che ha dato vita a Lello Viola. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera maestrone, buonasera Enzo Caradonna ci abbiamo in linea. Buonasera. Buonasera in studio da parte mia, a te Lello, alla tua collaboratrice che non conosco il nome ma la saluto. Enzo, questa è la sua prima diretta con me, proprio con la tua presenza, guarda, è la prima. Bene, spero sia di buon auspicio, bene augurante per lei. Me lo auguro anch'io, assolutamente. No, mi mancava qualcosa, Enzo, mi mancava, non lo so, ci voleva la spalla femminile. Bene, hai fatto bene. Sì, così ci dà una mano, insomma, a leggere qualche messaggio, perché c'è quel farabutto della regia che che saltava i messaggi, faceva il furbo. Allora ha detto, ti licenzio e prendo una bella ragazza. E allora hai fatto bene. Ho fatto bene. Meglio una presenza femminile, tranquillo. Allora Enzo,
Niente, allora aspetta, dammi solo un secondo, voglio salutare le persone che ti seguono da casa, vai. comodamente, chi sta cenando, chi ha finito di cenare, insomma vabbè, che tu gli fai compagnia, un saluto al pubblico che ti segue, ok? Che segue Tutta Lello la Viola. fascia d'ascolto. Benissimo, un abbraccio a mio fratello Gianfranco. Mi associa, Gianfranco, come no? Che so che ti segue e Sì. allora sapendolo lo saluto, ok? A Sì. te la parola. E niente, allora dicevo, questa sera abbiamo Enzo Caradonna e cosa gli vogliamo chiedere a Enzo Caradonna? Io ho un po' di curiosità, nel senso che volevo chiederle lei come... No, tagli pure del tu, chi è lei? Wow, Io Enzo. non lo conosco, mi dispiace. Vabbè. Tagli pure tu, Enzo è uno alla mano, Enzo artisticamente il perfetto. tuo è Enzo Caradonna è una cosa persona che si può umilissima. fare, Perfetto. anche se non ci conosciamo. tranquillamente. Perfetto. Allora ti volevo chiedere, quando Bene. nasci artisticamente e come? Allora, artisticamente io nasco, vinco un concorso giovanissimo a 14 anni, anzi 13, un concorso di voci nuove, dopo che ne ho fatti tantissimi, perché comunque a 14 anni già avevo, diciamo, un'esperienza, mi stavo iniziando a fare le ossa, perché sai, amichevolmente in famiglia ti volevano sentire nelle varie cerimonie, qualche festa di piazza, giusto per capire insomma la mia stoffa, se riuscivo a mantenere il pubblico e tutto, e diciamo in queste esperienze ce n'è stata una specie di festival di voci nuove dove chi vinceva un 45 giri e praticamente insomma io vincendo la prima posizione poi ci mettemmo d'accordo con gli organizzatori che si poteva addirittura pensare di fare un LP, all'epoca 33 giri, LP, oggi non esistono più, qualcuno ha ristampato il vinile, il 33 giri, però sai, oggi c'è il CD e poi è scomparso anche il CD perché adesso sui social uno è padrone di fare quello che vuole, insomma va a scegliere la canzone, se l'ascolta e arrivederci. E allora vinsi questo concorso e addirittura feci un 33 giri e da lì è nata insomma È partita la carriera. La mia carriera, sì. Wow. Enzo, io sai cosa notavo guardando un po', spulciando un po' su YouTube, no? Sì. Che tu hai fatto anche un quartetto, chiamiamolo così, cioè, mo si fanno i duetti, no? Un quartetto addirittura con uno, con 4 artisti, uno meglio dell'altro. Cioè, Enzo Di Domenico, Franco Moreno, Mauro Nardi, Yesce Solo. Bella canzone quella là. Vabbè, bella, ti ringrazio, per me voleva essere più che significativa una bella canzone. E infatti volevo mandare un messaggio al mondo che cambia in continuazione, al mondo che corre in continuazione, al mondo che ci sorprende, insomma con tutte queste storie che fanno solo del male alla nostra terra, all'umanità, le scelte dell'uomo per guadagnare dei soldi, distruggendo l'ozono, distruggendo la terra, distruggendo le vite umane. Insomma c'è stata molta colpa dell'uomo per tutto quello che succede, non ultimo la pandemia, questo virus Covid-19 che sempre la mano dell'uomo c'è stato, che è venuto fuori questo virus che sta ammazzando moltissimi innocenti e ha spaventato l'intera popolazione mondiale. Ma per te qual è stata la canzone più bella che hai scritto? L'ultima, cioè nel senso l'ultimo successo, perché io non è che vado a scegliere secondo me la più bella, perché per un autore, un compositore musicale, ogni volta che viene fuori qualche cosa che poi viene registrato e fatto ascoltare al pubblico e diviene di opinione pubblica, no? È come quando metti al mondo un bambino e dici com'è bello figlio mio, com'è bello figlio mio. Il genitore non può scegliere esatto. il più bello, la più bella delle figlie o dei figli,
Però se vogliamo proprio rispondere diciamo a questa domanda, l'ultima canzone che ho scritto, che è diventata un successo nazionale e internazionale per la canzone napoletana, T'acci portata una rosa. Eh. No, no, diciamo che stai facendo, hai scritto, cioè, sei un autore molto particolare tu, sei un autore molto particolare. Ma diciamo che io mi voglio distinguere, perché comunque scrivere le canzoni le possono scrivere chiunque, insomma. Sì, esatto. Non è che ci vuole l'arte di Mosè per poter comporre un testo. Una Sai cosa canzone. notavo, Enzo? Che tu, come dicevi, tutti scriviamo, pure io scrivo la canzone, tutti quanti Bravissimo. scriviamo. Però tu, quando qualcuno viene da te e dice, Enzo, scrivimi una canzone, tu riesci a entrare dentro al personaggio e a Infatti. fare in modo che quella canzone è per quel personaggio Sì, là. un vestito Brava, addosso. brava. Gli fa proprio c'è questo vestito in quello. Ma io ho aperto una sartoria, lo sai, no? Io ho aperto una sartoria Caradonna. Manca a farla apposta. Vabbè, ho scherzato, no? No, vabbè, lo so. Era una battuta per andare a braccetto con quello che tu avevi detto. È una cosa che non è facile avere questo sesto senso, dai, diciamo così. Ma diciamo che io nell'arco degli anni, da quando ho iniziato a scrivere per me personalmente, perché anche per me personalmente ho fatto dei pezzi che insomma hanno fatto storia, continuano ad essere ascoltati e tutto, ma è stato il fatto di cambiare genere musicale da un artista all'altro, anche nella stessa settimana. Per esempio una volta mi sono ritrovato a scrivere per Mauro Nardi e Franco Ricciardi, che sono due generi diversissimi. Uno è molto pop, molto, molto avanti con diciamo la musicalità moderna, e un altro un cantante melodico classico napoletano. E sapermi destreggiare, avere ragione e fare successo con tutti e due, insomma, è stata una soddisfazione, perché adesso va benissimo tutto quello che ha detto la nostra amica collaboratrice, ma ci mi sa fa proprio usarti che la settimana, perché riuscii a fare due pezzi diversi uno dall'altro non è una cosa semplice, dai. Insomma, e poi ebbero successo tutti e due, Promesse per Franco Ricciardi e Stasera per Mauro Nardi. Insomma, non so se le ricordi. Sì, come no. Hanno fatto epoca e fanno parte del repertorio di questi due. E poi tu detieni anche numerosi duetti, che tra cui quello più famoso lo conoscono anche le pietre e non ne ho per niente. Sì, con Mauro Nardi, e quello là, insomma. Pensa che insomma ancora l'anno scorso su YouTube, nell'arco dell'anno scorso, e dopo 20 anni, no, per meglio dire 19, perché è uscita nel 2002 questo pezzo, abbiamo fatto quasi 850.000 visualizzazioni dopo, diciamo così, dopo 20 anni. È una canzone vecchia di 20 anni che magari forse la stanno riscoprendo i giovani. No, vabbè, è intramontabile, dai, intramontabile quella là. Quella là dove vai. Ma poi l'hanno cantata tutti, la cantano tutti, ogni volta che si va in una festa dove si canta napoletano, insomma c'è sempre qualcuno che ti alza e dice: voglio fare un duetto, non ne ho per niente. Tu fai a Caradonna e facciamo Mauro Nardi. Va bene, Enzuccio, allora noi ti ringraziamo per questa bella chiamata che ci hai fatto. Io sono contento Io con te mi sono visto nel 2016 qua, che abbiamo cantato insieme. Spero Gaetano, di... Con Gaetano Scafarta, sì. Un saluto a Gaetano. Salutiamo a Gaetano, ovviamente. Spero insomma che ci rincontriamo presto, dai. Sicuramente, il mio numero telefonico ce l'hai. Esatto. Tranquillamente mi puoi chiamare in privato, così rinsaudiamo sempre questa amicizia con dei certo. Vediamo se posso esserti utile con qualche testo, con qualche cosa. Esatto, una bella canzone Enzo Caradonna. Firmata Poi voglio te come mi fai vestito a me.
Tu faccio bellire, non ti preoccupare. Io sono grosso, io seguo la moda, aumento mese per seguo la mese. moda. Io seguo la moda, non ti preoccupare. Va Ok? bene. Allora Martino lo salutiamo a Enzo. E lo ringraziamo per essere stato qua con noi. Enzo, Grazie a voi. ti ringrazio tanto per la chiamata. Ma figurati, è stato un piacere, ok? Un abbraccio forte. ancora a tutte le persone che ti seguono e vabbè, non si può mai sapere, qualche volta vi posso anche venire a trovare. Certo, questa è non è casa un tua, momento. a disposizione. Non è un momento. Va bene. Ok. Grazie e Grazie. buona serata Enzo. Ciao, grazie a Ciao. voi, buona Ciao, serata ciao, e ciao. un saluto allo staff, eh? Ciao, Sì, ciao, come no. buonasera. Te lo Ciao, salutiamo ciao, noi. Ciao caro, ciao. Ciao Enzo. Ed era Enzo Caradonna, un grande artista e maestro di spessore. Allora andiamo. Alberto, ci senti? Ciao Ello, buonasera. Ciao, buonasera Alberto. Allora, Anche se in streaming ben trovati. allora Alberto, come abbiamo promesso al nostro pubblico, al mio pubblico, che stasera c'era un altro grande big e questo big sei tu. Alberto Selli, ragazzi. E cosa dire? Alberto è un grande per me perché... Guardando, sarà un tuo sponsor, ho visto una pescheria, Aro sta la pescheria. ma dietro alle tue spalle, Ah. mo vedi. No, sai che Però cos'è? Sai che cos'è? Sono le immagini del collage della canzone mia, col duetto che ho fatto prima. Ah, ecco, no, e a me mi lascio gli spontanei, fai da nella piaggia un pesce fritto. Wow, sei grande, sei grosso. Allora, Albe, che ci racconti? Come lo tempo a Napoli? Com'è? Ma diciamo che stiamo avendo un aprile ha iniziato molto bene, proprio possiamo dire veramente un clima primaverile. Ovviamente stiamo vivendo tutti un momento molto particolare, speriamo che tutto finisca quanto prima. Purtroppo i tempi sono quelli che sono, insomma, dai. Sì, è come si dice, ma si fa tutto con la mascherina. Quasi non ha una mascherina. Ci va sempre con la mascherina, ci accarezziamo con la mascherina, insomma, mo ci vuole. Però dai, siamo quasi fuori dal tunnel, dobbiamo pazientare ancora pochi mesi e poi almeno riprenderemo la normalità, quello che vogliamo, la normalità. Certo, Albe. Albe, senti una cosa, siamo curiosi, cioè io lo so, però al pubblico, cioè, io voglio far sapere come nasce Alberto Selli, in poche parole, dai, senza troppe cose, dai, dimmi come nasce Alberto Selli. Allora, Alberto Selli nasce nel 1979. Quando sono nati? Battezzato dal maestro Claudio Esposito in un ristorante al Vesuvio che si chiamava il Sette Bello. E il maestro, dopo svariati mesi, diciamo là facevamo scuola di canto, ci incontravamo con tanti artisti dell'epoca che poi ancora oggi molti sono ancora attivi. E nel 79 venni battezzato col nome di Alberto Selli. Un po' prima, la mia prima esperienza televisiva invece è stata a Canale 21, c'era un programma che si chiamava Tombolino e dove la grande attrice Anna Campoli, moglie di Pietro De Vico, che io vedevo nei film di Totò, nei film di Edoardo De Filippo, insomma quando la vidi per la prima volta da vicino stavo svenendo, perché all'epoca, voglio dire, la televisione, il cinema aveva un effetto diverso. Mo siamo più abituati, no? Oggi ci vediamo il cinema a casa nostra comodamente seduti, abbiamo le piattaforme, ognuno si sceglie pure il film che si vuole vedere la sera, no? È un po' cambiato. Invece prima esisteva solamente, in quei periodi esistevano alcune televisioni private e poi c'era Mamma Rai. Andiamo un po' oltre, quando io ho iniziato a guardare Cantiamoci Su e c'eri anche tu. Qua siamo negli anni 90. Diciamo che già io nell'85 venne scritturato dalla Zeus Record dei fratelli Barrucci, dove all'epoca io feci un disco che andò fortissimo, si chiamava Cuore di ragazzo,
dove i brani Brava tu, Rabbia nel cuore e la mitica che è diventato un cult. Ma pure un po' a TikTok fanno gli sketch con la mia canzone, le barzellette, che era Caffè Safor, mi piace un caffè Safor. Nel 90 venne scritturato dalla Mea Sound, ci fu il passaggio anzi con la Mea Sud del maestro Enrico Sorrentino. Mi sentite? Sì, sì. Riuscite a sentire? E del maestro Enrico Sorrentino, dove io iniziai a scrivere per i grandi della canzone napoletana di quegli anni. E ci fu un brano mio che si chiamava Ma che tenga parì, che ancora oggi mi viene richiesto, e se mi parla male per invidia lo so, ma che tenga parì, che me ne fotta a me. Comunque Albè, tu per me sei, anche per tutti quanti, vedono Alberto Selli come, diciamo, il re della canzone divertente napoletana. Però non tutti magari sanno che tu hai scritto per grandi, grandi artisti, tipo Pino Mauro, ma roba alto livello. Per Abbiamo avuto il piacere di scrivere per tanti artisti importanti, e non ti dico, io mi sono emozionato. Tu pensi che io una volta che quando Pino Mauro mi diede il piacere di andare a casa sua, dove quella sera fece lui lo chef, e quella sera a casa sua pensa che nacque un brano che si chiama Gesù. Non so se te la ricordi. Gesù, ma che sta succedendo? Sì. Aiutaci tu. Sentirlo cantare, e poi devo dire che è un grande artista, voglio dire. Per me era come stare al teatro. Avrei pagato il biglietto per acculturarmi. Io canto le facce della vita, ma ovviamente cosa accade? Siccome negli ultimi tempi, a differenza degli anni addietro, perché anche gli artisti, anche Mario Merla cantava a Cassa Integrazione, ha cantato Bello Magnà, Mario Treva per un galleggio, da fare un mazzo tanto, cioè in quegli anni quando si faceva un disco era come arredare un appartamento. Sì. E allora praticamente l'appartamento, abbiamo il soggiorno, abbiamo la cucina, abbiamo la camera da letto, cosa manca? Sì. E così era un po' il disco. Oggi invece, diciamo, negli ultimi tempi uno dice io canto ma anche melodici più in voga dell'epoca, no? Mimmo Rocco, che era un usignolo la sua voce, però bello e buono, cantava Ito Sturpe Mazzato, magari cantava Taggiarice, le viva gli sposi, Madonna mia, cioè voglio dire, le facce della vita che a volte ci fa sorridere e a volte ci fa anche piangere. È vero. Io ho avuto, tu pensa che io io feci l'album In Malalengua, dove poi ci fu I figli, che fu un pezzo di... E Malalengua show, Anna Sciatta. Che all'epoca diventò proprio una moda, mi fecero le magliette con le malelingue, la mia faccia stampata sulle magliette, tutti quanti in malalingua hanno schiattato, perché poi figurati, nell'immagine collettiva, non solo a Napoli, perché poi alla fine in tutto il mondo, in tutte le lingue ci sono le malelingue, ci sono dei programmi nazionali che la gente li vede perché fanno gossip, perché si inciucia, e gli dice alla fine in malalingua, si stanno sempre, gli inciuci e così via. E lì c'era un brano che si chiamava I figli, che pure ebbe un grosso successo. Nel disco poi dopo poco feci I tuoi baci mi portano su, più su, la mia... E lì filmai un altro bel momento. Feci Amore per telefono e battezzai la giovane Stefana Lai, che all'epoca non cantava ancora. Poi arrivò la bicicletta, il mio primo ballo di gruppo. In un dascassi, saccia buono pedalà. In un dascassi, saccia che ovviamente si giocava sempre col doppio senso per la mentalità di quegli anni. Dove voglio dire, insomma, e poi mi inventai queste coreografie amatoriali, che alla fine tutti quanti si mettevano a pedalare. L'anno dopo invece, siccome tu dicevi Napoli Alberto Selli vince, mi dicevano i miei colleghi, no, perché Alberto Selli non ha rivali in quel genere, gioca da solo. E feci nel brano La bicicletta
ci fu un brano che si chiamava Semplicemente Ti amo, che era una melodia che Semplicemente dice, ti amo, quella là. Ti amo, bravo. ti amo. E lì dimostrai di far successo anche con le melodie. Non è vero che Alberto Sella anzi, i pozzi fa quello che Ma fanno infatti è là. quello che ho Sai, detto si fanno prima, quando è quello che ho detto l'altra prima, faccia d'Alberto. è quello che ho detto prima. Cioè Alberto Sele non è soltanto una Infatti, canzone divertente, ma è anche la melodia di quella bella. Hai scritto per Calone, cioè comunque hai scritto per... Calone è stato il mio secondo, però il mio primo cantante di successo, che Calone nel 1989 io gli scrissi 3 brani in quell'album dove regina il disco, ma so che non posso perché sono io che sono schiave Volesse, 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 bravo. volesse, lo giuro, E volesse. scrissi scrissi Testarda, non mi ricordo. Poi l'anno dopo feci il prezzo a coppia con Cinzia Oscar, Mezz'ora d'amore. Sì, 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 sì. E poi vabbè, poi sta vita da cagnà, mi piace. Mamma mia, io a Calona ci penso punto dei pezzi che E mi abbiamo piace scritto. quando esci una coppa tutta preparata. Bravo. E mi piace Che Calone troppo non la fatta voleva neanche ancora. cantare questa canzone. Eh? Calone non la voleva cantare perché Guarda, gli dava fastidio una questa frase che io canzone qua, scrissi io che mi sono diceva innamorato di questa canzone qua. arrossivi un po' di più se la mano andava giù per toccare quella che tu nascondi sotto ci diciamo ma posso ma dice ma perché Calone scusa non ci capite un innamorato che fa sa guarda sta guaglione non ci capite non tocca mai. Guarda, mi devi credere, io su questa canzone qua ma ci abbiamo innamorata canzone napoletana, mi devi credere, perché io seguivo, cantiamoci su, e chi le cantava questa canzone qua? Calone cantava questa canzone qua, un film d'amore, e mi piace. Calone ha fatto tanti bei pezzi miei, ma tantissimi. E poi facemmo un brano in coppia che si chiama Non t'abbandonare. Senti, Sempre quegli anni. Alberto, senti una cosa, veniamo ad un video che stiamo vedendo adesso recente. Tu hai scritto quest'ultimo capolavoro che stiamo vedendo, La Cervellona, che a me è piaciuto tanto questa canzone. Dopo la mandiamo, Alberto, dopo la mandiamo. Fammi un pezzettino di Cervelloni. No, diciamo che La Cervellona è un grande omaggio alla donna intelligente. E appunto io a squarciagola gli dico tu sei una donna che ha un cervello sopraffine e appunto sottolineo che è una grande cervellona e dico tu sei una grandacè, tu sei una grandacè, tu sei una grandacè, bellona, padividombum, ti piace troppo ca, ti piace troppo ca, ti piace troppo ca, fella te padividombum. Vabbè, sei brava a fare bu, sei brava a fare bu, sei brava a fare bu, catini. Ma la cosa bella che questo è stato il mio primo contratto, in un momento vedi di pandemia ho fatto il contratto con la Zurna Music e tra poco, se voi andate sul suo sito ufficiale vedete Doti Battaglia, Alberto Fortis, Patti Bravo, Marcella Bella e dalla prossima settimana noterete anche Alberto Selli. Questi sono quei piccoli traguardi che poi dopo tanti anni arrivano e ti senti soddisfatto. Sei un grande, Alberto, sei un grande. E poi devi sapere, Lello, l'Emilia Romagna, io l'ho fatta quasi tutta. Non ti dico, negli ultimi tempi la Romagna proprio l'ha fatta nera, un lato romagnolo, no? Ma anche dalle tue parti. Sì, ma io anni fa, mi ricordo in un evento ci siamo anche visti io e te. Formigine, c'è stato un periodo che saliva ogni 15 giorni, all'epoca perché costava poco all'epoca. Allora, e poi in quegli anni c'erano dei bei organizzatori, poi negli ultimi tempi l'ultima volta che veni proprio col pezzo Il ballo del cavallo che sbancò l'Italia con un organizzatore in comune che ti conosciamo bene e poi sono stato 3 anni fa per un matrimonio e per un 40 anni a una persona insomma
anche perché sai bene che dove abiti tu adesso c'è proprio una marea di meridionali che amano la canzone napoletana. Sì. Comunque io sono contento, io sai perché ho fatto sta cosa? Perché devo dirti quello che penso, le cose male, cattive me le tengo per me, però quello che penso di buono io lo dico. Al di là che sei bravo a cantare, ma sei una persona educata. Io amo gli educati, amo l'educazione e e quindi per me queste persone devono essere premiate. Ti ringrazio. Mi ha invitato nella tua trasmissione in modo così garbato, così educato, così gentile, che era difficile dirti di no. Mi fa piacere, Questo lo dico, ecco, lo dico in diretta perché anche chi ci sta seguendo in questo momento lo deve sapere che sei veramente una bella persona. Ma anche tu, Quindi, Alberto, anche tu, perché poi, cioè, tu lo sai, le cose si sentono a pelle un po', no? Reciprocamente. Tu mi hai detto quello che pensi, insomma, di me, e io altrettanto, perché le cose si sentono a pelle. Quando tu vedi di non riuscire ad avere a che fare con un certo artista, vuol dire che tu eri umano, non è cosa. Invece se Alberto Selli stasera è qua, c'è sempre un motivo, no? sì, ma noi auguriamoci, ecco, che quando prima finiscano queste restrizioni, perché finendo le restrizioni significa che il Covid non è più pericoloso e ci possiamo riabbracciare tutti in un grande evento, che sia in teatro, che sia in un ristorante, magari tornare un po' ai vecchi tempi Magari. e fare veramente una mega festa. E secondo me, perché c'è tanto bisogno di vivere, non se ne può più. Sì, vero. Va bene Alberto, va benissimo. Io ti ringrazio tanto e lo sai che io sono onorato della tua chiamata perché, come ti dicevo, io sono nato insomma anche con le tue canzoni, sono cresciuto con le tue canzoni e tutto il resto. Quindi è un onore insomma oggi esserti amico e anche collega ovviamente. Ed è un piacere immenso, cioè va al di là di ogni cosa, capito? Questa cosa qua va al di là di ogni cosa per me. Ah sì, vabbè, ma diceva mio padre, non confondere mai l'uomo con l'artista, perché l'artista può anche smettere di cantare, può anche non portarsi più, ma l'uomo è quello che resta. Io penso che di artisti ce ne stanno anche tanti, però non sono tantissimi. La canzone che hanno capolavoro perché di là che hanno su con mamma si no blef, con mamma si no blef. Ecco, queste lo vedi. Queste qua sono quelle canzoni che io definisco ironiche, che l'ironia è diversa dalla comicità, perché mentre la comicità ti regala un sorriso, l'ironia ti regala il sorriso e ti fa anche riflettere. Perché si scrive non hai dignità, tu si oscurni l'uomo. Per i tuoi interessi fai mille promesse che ti figli fa. Oppure si scrive in mala lingua a chi non fatica si renale dice da. E mala lingua show, anna sciatta, a vita voglia murmuria. E si mala dica, lingua schiatti, mangiate con limone. Schiatti, mangiate con limone, schiatti, si va brucia, chi vuole male a me, cioè sono cose che ti trovi dentro e ti identifichi, capi che voglio dire? Cioè sta dicendo un fatto vero, si dica ci fatto bene e non ci ha avuto male, tutta la colpa è solo chi stu scemi core, che si fa imbrugliare a chi chiagni pietà, a chi si accosta a me per mi sfruttare. No, sei cruz, Albe sei grande, perché sai cos'è? Come ti dicevo, tu riesci a mettere a mala parola in una canzone senza ricevere mala parola, cioè tu sei russo. Invece oggi si fa quell'errore là che parecchia gente mette proprio a mala parola perché non sa trovare l'alternativa. Sei solo tu puoi fare questa cosa là, sei il re. Ma diciamo che il mio genere è sempre esistito. Da Nicola Maldacea ad Armando Gil a finire al duo Pisano Cioffi. Penso che quando è stata scritta la Panzè fu censurata, fu scritta per Beniamino Maggio. Ah, che bella Panzè che tieni, che bella Panzè, che poi tutti sappiamo che la Panzè è un fiore.
me la dai in quegli anni, me la dai, e che rizzo. Panze mie e panze tua il ricordo del nostro amore, uno è Cicint, ma è la stessa cosa, potremmo dire, te vuoi fa, te vuoi fa una foto, o prima che cioè, ma quella è l'arte del dire ma non dico. Bravo. Perché poi uno diventa responsabile di quello che dice, non di quello che tu pensi. Bravo. Sei grande, Alberto. Comunque io, dai, poi ci vediamo con calma, è stato un piacere interagire con te, ti lascio al tuo pubblico e se c'è, saluto tutti i tuoi seguaci, tutti i tuoi affezionati. Certo. Ragazzi, quanto prima vi verrò a trovare e staremo un po' insieme a Modena. Speriamo che facciamo anche qualche evento insieme. Già sapete che a Modena tengo una colonia di compagni che fanno paura. I quasi si venga a Modena ci vuole una settimana e mezza per trovare tutti i compagni. Organizziamo qualcosa qua, dai. Va bene, ti voglio bene, ciao Lello. Ciao Alberto, adesso mandiamo in video il tuo video da Cervellone. Ok. Ciao Buona Alberto. serata a tutti. Grazie per il tuo intervento, grazie mille. Ciao Alberto, ciao. Ed era Alberto Selli, un grande amico, un grande collega, un grande artista, Cioè, si ferma l'orologio, quando un artista è artista sul serio.